di vista sono belle cose, anche perché c'era la presenza anche del mister della nazionale, quindi sono cose piacevoli a cui partecipare. L'hai detto papà? Sì, Ma nella bacheca di tutti e due, lui ha vinto più premi di te? No? Questo non lo so, sicuramente avrà vinto anche più campionato mio papà, quello sì. Giocava difensore anche lui? Sì, difensore centrale, sì. Vero? Tu gli hai rubato qualcosa a papà nel modo di giocare oppure no? O erano altro calcio? Mio papà era un po' più mastino, era un po' più... No, sì, diciamo, i ruoli... Sì, lui ha avuto Simoni come allenatore, Scoglio, sì. Lui adesso è responsabile del settore giovanile dell'Udinese, sì. Secondo e terzo anno. Ti sei mai conosciuto quando stavi giocando per calcio? Ah, è vero, La famosa battuta. Sì. Senti, vabbè, torniamo un attimino sulla partita. Sofferta un po' nella seconda parte. Perché secondo te? Perché non avevate i ritmi da... cioè siete partiti fortissimi. Sì, no, sì, è vero, siamo partiti molto bene. Infatti all'inizio ho detto siamo partiti bene, avevamo il pallino del gioco in mano, poi abbiamo avuto la bravura e la fortuna di passare subito in vantaggio a Tonnello. E poi è vero, c'è stato un calo, in verità non so dirti a cosa sia dovuto, c'è anche da dire che il Cittadella è una gran bella squadra, mi ha impressionato, la differenza la fanno quei tre davanti che sono giocatori veramente molto validi e mi ricordavo che erano forti, però ho visto veramente una bella squadra in salute e che sicuramente farà bene perché c'ha tanti giovani di prospettiva, mi ha colpito come squadra. E poi noi diciamo siamo stati bravi nel ripartire e fare il secondo gol e il terzo gol, è un po' la nostra caratteristica, quella di attendere, di aspettare, poi nel momento quello più proficuo cercare di far gol. Ci siamo riusciti e era il nostro intento. E c'è da dire che il secondo gol è stata un'invenzione di Andrea e il terzo si è un po' più visto il gioco complessivo della squadra e il secondo diciamo, è stata un'invenzione di Andrea, quello è vero. E nulla, sì è vero, abbiamo sofferto un po', quello sì, però è anche un po' il nostro modo di giocare quest'anno. Sappiamo benissimo che bisogna soffrire fino al 90esimo e poi come siamo riusciti a fare sabato, siamo riusciti a ripartire, a far male e a vincere. Ho fatto un accenno prima al discorso appunto delle grandi ambizioni che avevate l'anno scorso e poi il risultato è stato quello. Quest'anno siete partiti molto più soft. Cioè c'è una caratteristica di fondo diversa però tra le due squadre, come dicevi tu, cioè, questo è un allenatore che magari non è il massimo della bellezza del tuo, però è cinico, cioè uno che vi insegna a non mollare sino alla fine, probabilmente, o no? Perché insomma certe partite, i due derby li avete risolti alla fine. Sì. Questa sì, no, può essere una caratteristica nuova del Paolo, tu sei tanti anni che sei no, sicuramente rispetto al passato. sì. Allora c'è da dire che quando parti con l'idea che devi andare in Serie A è un discorso perché logicamente hai molte pressioni, l'anno scorso sono stati fatti investimenti sotto tutti i punti di vista importanti.